Una domanda mi sorge da parecchio tempo, anche immaginando per conto mio questo tipo di concetto che teoricamente condivido. Come la metteremmo, nel caso fosse, con istituzioni più alte anche dell'Italia, come l'Europa, la NATO, l'ONU, avendo basi strategiche come Vicenza e Strana? No, non vedrebbero l'ora, però non è che ci deve esserci un qualcosa che viene dai Veneti stessi, insomma, non c'è nessuno che fa le cose per noi, dobbiamo essere noi stessi prima di dimostrare che abbiamo la volontà di cambiare, la volontà che abbiamo la maturità come popolo di avere un nostro Stato. E la comunità internazionale mi parebbe vero di liberarsi dello Stato italiano. No, volevo dire, sì, forse mi sono espresso in modo non preciso. Se qualche istituzione super partes, come è successo, o qualcuno mi viene da pensare sia successo anche al governo italiano, decide che quelle cose devono essere cambiate, il problema è che c'è veramente una base militare che l'hanno pure raddoppiata a Vicenza. Cioè come se noi come Veneto Stato indipendente come ci poniamo, non per tirarti sfiga, come dire, no, ma come noi ci poniamo se siamo a favore o contro della base? No, di tener conto che c'è una base di un paese, di una potenza per la quale lo Stato di cui abbiamo parlato fino adesso, e io aggiungerei anche siamo anche una portaerei degli Stati Uniti, e capire bene loro come reagirebbero a questa nostra... Ma ho detto, non gli parrebbe vero di avere una base in un Veneto Stato indipendente invece nello Stato italiano? Dopo, non ho capito se la domanda era noi... No. L'Italia ha perso influenza a livello strategico in modo spaventoso negli ultimi anni nello scacchiere internazionale, per cui chiaramente si è screditata e non è più un partner affidabile per questi grandi paesi. E sicuramente c'è tutto l'interesse a trovare altre soluzioni anche ad altri livelli, insomma.